Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, giovedì 29 giugno. Sinceramente, vi devo dire la verità, questa mattina passando per il Corso del Popolo, vedendo che stavano smantellando, almeno apparentemente, il cantiere, lo storico cantiere del Palazzo Granaio, ho fatto un mezzo colpo e ho pensato subito bisogna avvisare la protezione civile perché sicuramente farà un maremoto, farà un terremoto, farà qualche cosa. Poi in realtà ci siamo avvicinati e lì ci hanno raccontato appunto che in realtà non viene smantellato il cantiere anche perché il Palazzo Granaio una parte non è ancora finita e quindi viene parzialmente smantellato in modo da ridurlo e anche in previsione della sagra del pesce che sapete nel link trovate anche l'intervento che c'è stato registrato a Venezia per questa sagra del pesce, è l'83esima, quindi importante tenere insomma la piazza e il Corso del Popolo più in ordine possibile. Approfittiamo per ricordare che insomma ci sono tante critiche su questo cantiere e qualcuno anche oggi vi dice una vergogna, c'è stata la GU per 3 anni. Allora, il cantiere, maledetto spam, il cantiere è stato appaltato ancora molti anni fa, nel costo dell'appalto c'era anche la gru compresa, quindi quando è stata smantellata non è che è costata di più perché stava qualche mese in più praticamente, ecco. Purtroppo si tratta di un palazzo di 500 anni e la sovrintendenza veramente si è trovata anche in difficoltà perché ci sono tante, di solito sapete non parlo molto bene della sovrintendenza, Ponte della Fossetta, passerella di ferro vicino alla chiesa del 300, quindi la porta Santa Maria, che l'idea di togliere il tetto, quindi questa idea della sovrintendenza certe volte ma lasciamo perdere, però questa volta effettivamente è un palazzo che ha 500 anni e quindi anche ogni situazione è stata molto importante vedere, valutare, trovare soluzioni, quindi insomma, però intanto un altro passettino è stato fatto e quindi il cantiere è un po' più ridotto. Speriamo che quelli che lasciano il furgone fuori in mezzo ai piedi, visto che c'è il cantiere, aprono le porte e invece di lasciarlo in mezzo ai piedi in strada lo mettono all'interno. Per il momento è tutto, ciao e buona giornata. Sapete che sul mio profilo personale c'è scritto Andrea Comparato ultimo di Pirla. Allora, per guadagnare qualche posizione, quindi diventare magari, non dico il primo di Pirla, ma un po' più avanti, ogni tanto facciamo delle cose un po' particolari, quindi con la biciclettina siamo andati fino, diciamo, a oltre l'Arzerone per fare alcune riprese, la laguna, alcune cose, eccetera, eccetera. Siamo partiti con la biciclettina elettrica, tutto quanto, col caschetto, sapete il caschetto con il catarifraggente addosso, tutto quanto. E allora, premesso che in corsa con la bicicletta non si può prendere velocità, insomma diventa anche sfasata, eccetera, ma intanto per tutto il tratto che va praticamente dalla rotondina di Brondolo, dove c'è appunto il McDonald's per dire, e tutto quel tratto che fa, che si chiama proprio Arzerone, c'è il cartello Arzerone che dovrebbe essere 50 all'ora, come potete vedere alle riprese non si che vede la velocità, ma proprio si vede a occhio che tutti superano i 50, addirittura c'è uno con uno scooter fa i 100, vabbè. A parte questo, al di là che c'è qualcuno che arriva e addirittura non è neanche capace a tenere la curva, cioè non con la pioggia, addirittura viene fuori dalla curva, sorpassi, che non ne parliamo. Poi sull'altro tratto, che quando superata la rotondina, la rotatoria piccola che svincolerebbe per Cabianca, invece vai avanti per andare verso Valli, lì proprio è Formula 1, sorpassi, corse, eccetera. Fatto strano sta che al ritorno, quando siamo tornati indietro, avevo la telecamera messa, scusate il problema statics, ma cerchiamo di darci una maggiore importanza, e praticamente con la telecamera così andavano tutti più piano, ecco, tanto per dire, quindi questa è un po' la cosa. Allora, perdonatemi, quelli che parlano tanto di Romea, 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 i problemi non sono la strada, il problema è che si corre troppo.
in quel tratto, tutta la parte di Arzerone che va fino alla rotatoria di Cabianca, c'è il limite di 50 all'ora ed è pericolosa perché c'è quella curva, sono successi incidenti mortali, ma corrono tutti, sorpassi a raffica. Poi sul rettilineo, quello dell'Arzerone, non ne parliamo. Ecco, quindi solo questo dato di fatto. La prossima volta però dobbiamo trovare un posto dove imboscarci bene, prenderemo anche velocità e ne parleremo in maniera un po' più approfondita. Probabilmente è tutto e arrivederci, ciao dal vostro blogger, per il momento sempre ultimo di Pirla. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Quest'anno per i libri di testo passa alla cartoleria Pegaso, ti aspettiamo. E dallo Stretto di Messina questa mattina Andrea Doria e Mattia Calegari, per festeggiare il loro compleanno, hanno fatto la traversata. Di seguito potete vedere il video. Complimenti ai nostri concittadini che si sono cimentati in questa impresa. Dai, ce la stiamo facendo, ragazzi, forza! Dai, dai! Dai che siamo arrivati! Dai che ce la stanno facendo! Eh sì. Siamo partiti da lì. E stanno arrivando in Calabria, stanno toccando la Calabria! Eccola la Calabria, loro sono qui. Bravo papi! Bravo Andrea! Bravo Mattia! Dai, dai, dai! Dai! Papà! Dai! Dopo! Dai, dai! Vai, vai! Tocca gli scogli, dai! Dai, tocca gli scogli! Woo! Fatta! Bravi, bravi! Bravi! Senti, siete grandi! Siete vecchi! Siete vecchi! Non siete bravi, bravetti! Adesso li lasciamo là! Siete grandi! Siete vecchi! Siete vecchi! Non siete bravi, bravetti! Adesso li lasciamo là! Siete grandi! Allora, siamo alla Cama, Pescheria della Cama, qua ai saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa approfittare. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158.
Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Arriva a Chioggia un'eccezionale presenza di musicisti internazionali per il Festival Musica in Laguna d'Arte. In arrivo a Chioggia musicisti provenienti da tutto il mondo pronti a prepararsi per partecipare ai rinomati corsi internazionali estivi organizzati da Musica Chioggia. L'evento attirerà professionisti provenienti dalle migliori accademie di musica di Austria, Giappone, Estonia, Norvegia, Finlandia, Kazakistan, Croazia, Serbia, Canada e Russia. Molti di loro già suonano in prestigiose orchestre come la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, il Teatro Regio di Parma, solo per citarne alcune vicine alla zona. I corsi internazionali estivi sono guidati da maestri di fama internazionale e sono un'occasione di grande prestigio per gli studenti partecipanti. Durante il Festival Musica in Laguna d'Arte, che si terrà dal 2 al 15 luglio, i partecipanti avranno l'opportunità di esibirsi in una serie di concerti di musica classica e jazz, nonché di presentare libri legati alla musica. Il Festival Musica in Laguna d'Arte è una parte integrante dell'evento che vede la partecipazione di compagini orchestrali, solisti e formazioni camieristiche di grande rilievo. Molti dei concerti e degli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in varie location della città. Gabriele Vianelli, co-direttore artistico di Musica Chioggia, ha commentato l'importanza di questo evento per la città. Grazie al nostro impegno e al sostegno delle amministrazioni che hanno creduto in questo progetto, siamo riusciti a consolidare una manifestazione che è garanzia di qualità nel panorama internazionale. Il programma concertistico si combina con un'importante azione didattica e un valore turistico, una sinergia che ha proiettato il nome della nostra città a livello internazionale, come dimostra la partecipazione degli studenti provenienti da ogni parte d'Italia e da diverse nazioni e continenti. Ma il valore del corso sta anche nel favorire un confronto musicale tra giovani della stessa età, ma provenienti da diverse estrazioni sociali, paesi e culture, allo scopo di ampliare la loro visione sulle varie modalità di vivere, comportarsi e presentarsi nelle diverse realtà geografiche. Il Festival Musica in Laguna d'Arte rappresenta quindi un'occasione unica per gli amanti della musica per assistere a esibizioni di altissimo livello e per la città di Chioggia per farsi conoscere come una destinazione internazionale per gli appassionati di musica. Con una festa presso l'Oasi a Maoro di Sottomarina, lunedì scorso si è concluso l'anno scolastico 2022-2023 della scuola per stranieri Penny Weirton di Chioggia. Durante l'anno scolastico i volontari della scuola hanno offerto lezioni gratuite di italiano per un totale di circa 900 ore, rivolte a 50 studenti di diverse nazionalità, tra cui Ucraina, Bangladesh, Gambia, Iran, Colombia, Brasile, Marocco e Tunisia, solo per citarne alcune. Le lezioni si sono svolte nel pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì presso la scuola media Pascoli di Sottomarina, mentre il giovedì mattina si sono tenute presso l'Istituto Salesiano di Chioggia, grazie alla disponibilità delle dirigenze. Già lo scorso anno la scuola Penny Weirton aveva seguito alcuni minori inseriti nelle varie scuole del territorio. Quest'anno l'esperienza si è arricchita con la partecipazione di minori non accompagnati, ospiti della comunità Impatto di Portoviro. Inoltre la Penny Weirton ha collaborato con il CPIA di Chioggia per l'attivazione di corsi di alfabetizzazione italiana rivolti agli studenti del liceo veronese. Durante gli ultimi mesi si sono uniti alla scuola diversi nuovi insegnanti, permettendo di soddisfare le numerose richieste. Si auspica che la scuola continui a crescere e diventi sempre più un punto di riferimento importante per gli stranieri che vivono e lavorano nella città di Chioggia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.
La vicepresidente della Regione del Veneto, assessore alle infrastrutture Elisa De Berti, ha annunciato la pubblicazione della gara per l'affidamento del contratto d'appalto per gli interventi di videosorveglianza e per l'adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni della linea ferroviaria Adria-Mestre. Obiettivo principale di questo investimento è garantire una maggiore sicurezza nelle stazioni e nelle fermate, con particolare attenzione all'ambiente e alla riduzione dei consumi elettrici degli impianti obsoleti. All'interno di ciascuna stazione fermata della linea ferroviaria saranno realizzati impianti di controllo degli accessi, delle sale d'attesa e dei locali tecnici, nonché impianti di videosorveglianza per monitorare le aree della stazione 24 ore su 24. L'importo complessivo dell'intervento è di 460.000 euro e sarà finanziato con risorse regionali. Infrastrutture Venete sarà l'ente appaltante. I lavori inizieranno a settembre con una previsione di completamento entro febbraio del 2024. Oltre alla videosorveglianza saranno effettuati anche interventi di adeguamento degli impianti elettrici e di forza motrice delle stazioni, delle pensiline, delle banchine di stazionamento e dei sottopassi. La linea Adria-Mestre è di proprietà della Regione del Veneto ed è di fondamentale importanza per collegare le province di Rovigo e di Padova. Questi interventi rientrano in un progetto più ampio di adeguamento delle stazioni a livelli di interoperabilità internazionali anche per le persone a mobilità ridotta che Infrastrutture Venete sta attualmente sviluppando. L'ente ha già pronto un primo livello di progettazione del valore di circa 12 milioni di euro che sarà attivato per fasi funzionali. Il progetto riguarda le stazioni ferroviarie di Porta Ovest, Mestre Venezia, Oriago, Mirabuse, Camponogara, Arzergrande, Cone e Cavarzere. Per la stazione di Pieve di Sacco gli interventi sono già stati realizzati in precedenti lavori di manutenzione. Per le fermate ferroviarie di Boion, Campolongo Maggiore, Pontelongo e Cavarzere Centro gli interventi verranno effettuati in corso d'opera, eventualmente sfruttando l'economia risultante dal contratto principale. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Rende noto l'eurodeputata Rosanna Conte che la gestione dell'autostrada A4 Venezia-Trieste e le tratte autostradali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto è rimasta sotto il controllo pubblico e territoriale attraverso l'operazione di passaggio da Autovie Venete alla Newco Autostrade Alto Adriatico, società partecipata delle due regioni, con Friuli Venezia Giulia che detiene il 90,5% delle quote e il Veneto che ne detiene il restante 9,5%. Seguendo il modello in-house. Decisione accolta positivamente con il fine di valorizzare al massimo i territori regionali, come sottolineato dal vice premier e ministro Matteo Salvini. I presidenti delle due regioni, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, assieme alla Lega, avevano da tempo caldeggiato questa soluzione con l'obiettivo di premiare la virtuosità dei territori regionali e delle rispettive amministrazioni. L'accordo per la nuova convenzione con la società Alto Adriatico è stato firmato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e prevede tariffe invariate per gli utenti per l'intera durata della concessione. La società sarà responsabile delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova Udine, A28 Portogruaro Conegliano e A4 Raccordo Villesse Gorizia A57, precedentemente gestite da Autovia Venete SPA, un comitato di indirizzo e di coordinamento che include rappresentanti delle due regioni del Ministero dell'Economia e Finanze assicurerà il coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La nuova concessionaria è già pronta a continuare con il piano di interventi programmati del valore di 954 milioni di euro, che si concentreranno principalmente sul completamento dell'allargamento a 3 corsie del tratto Sandona di Piave Portogruaro e sulle opere collaterali. Zaini, grembiuli, quaderni, astucci, tombolini, testi scolastici e poi ancora evidenziatori, brush e pen, Eastpak, 7, Invicta, penne, colle. Trovi tutto, ma proprio tutto alla Cartoleria Pegaso. Oggi anche libreria da quasi 40 anni a Chioggia per te. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 29 giugno, è la nuova farmacia sottomarina in via San Marco, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.